sono Biondi Luisa, arrivo da Pavia, ho 57 anni. La mia vita era un disastro. Era un disastro perché sinceramente, a parte la tecnica, cioè proprio strutturalmente questa cosa in bocca non ti faceva mangiare come dovevi mangiare, masticazione diciamo così accentuata perché poi buttavi giù. E ho cominciato ad avere problemi di masticazione proprio dopo la perdita dei denti di latte. Avevo già deciso di fare qualcosa di drastico, però non riuscivo a trovare chi riusciva poi a risolvermi il problema reale. Lui mi ha detto: scegli, noi possiamo aiutarti, però devi venire a Chisinau. E così ho deciso e sono partita di nuovo per questo viaggio. E poi ho fatto questo intervento molto, molto invasivo, perché ovviamente è stata una cosa importante, con diversi impianti, però per il resto ero proprio stupita e felice di aver fatto questa scelta. E qui mi sono accorta subito che tutto quello che veniva promesso poi diventava realtà. E quindi tra il pianto di gioia, paura, speranza, era tutta una cosa che dentro, perché comunque capisci che comunque 40-45 anni di guerra, di lotta per poter anche avere un sorriso. A parte la prima cosa è, non credo che ci voglia un racconto, perché già il mio viso, il mio sorridere, l'espormi fa capire che comunque vale la pena. E sicuramente sorrisi, gioia, che puoi estraniare, lo puoi proprio far vedere che sei felice, perché ti aiuta tanto questa cosa, ti dà molta sicurezza. Sono proprio contenta. Sì. Sono contenta di far vedere la mia contentezza, la mia... Prego. Grazie a voi di tutto.